Sono Renzo Smolari, ho 50 anni, sono residente a Rendinara, in provincia di Rovigo ovviamente. Sono coniugato, ho 4 figli, faccio l'imprenditore da 2 anni e mezzo, prima sono sempre stato dipendente. Ho fatto un po' di politica circa 20 anni fa, poi ho abbandonato per avvicinarmi più a un ruolo di aiuto nel sociale. Mi candido per l'UDC alla Camera, mentre per il Senato appoggio. Siamo integrati nella lista Monti. Nella posizione nella lista mi trovo al 13° posto. Se fossi eletto per il Polesine, la prima cosa che mi sentirei di fare è proprio far venire la voglia di Polesine a chi già ci abita, che non vada via. Soprattutto per i giovani, questo è una cosa fondamentale. Ho 4 figli, per cui so quanto sia importante trattenerli. Tutti quanti stanno studiando e il loro futuro in Polesine in questo momento non lo vedo proprio così presente. Per cui la cosa fondamentale è riuscire a far trovare il lavoro per i giovani. L'Italia ha bisogno di riscoprire la famiglia, questa è la cosa più importante. Ha bisogno di riscoprire la famiglia, questa è la cosa più importante. Attraverso la famiglia, che è il centro di solidarietà dove si impara a vivere. Ha bisogno di lavoro, ha bisogno quindi di imprenditori che sappiano rischiare e sappiano coinvolgere altre maestranze. C'è bisogno di equità, soprattutto equità fiscale per la famiglia. C'è bisogno poi di accudire i nostri anziani nella maniera più degna possibile. La promessa che mi sento di fare in caso di elezione è soprattutto il contatto con il territorio. Per me è la cosa più importante. Credo che il vivere con la gente del nostro territorio sia la cosa che più ci arricchisce, che ci fa capire di cosa ha bisogno. In questi ultimi anni è mancato proprio questo. Nel caso proprio di altre liste che non mettono candidati del territorio, credo che sia un segno importante che l'UDC invece ha voluto fare nel mettere parecchie persone in lista, qualcuno anche con molte possibilità di farcela, per cui la caratteristica più importante è questa, essere presenti.